Viviamo in una regione che non smetterà mai di stupirci. Noi, abitanti di una terra che non conosciamo, dovremmo ritenerci fortunati ad essere baciati dal sole delle nostre coste e l'aria pura dei nostri monti. Eppure, tante volte lo dimentichiamo. Quest'oggi porterò alla vostra attenzione qualcosa di nuovo, qualcosa che non abbiamo mai trattato su questo canale. Ci sposteremo in uno dei siti minerari preistorici più antichi e meglio conservati di Europa. La Grotta della Monaca sta aspettando solo noi per mostrare quanto racchiude al suo interno. E potevamo tirarci indietro da questo invito? Certo che no. Benvenuti in una nuova puntata del Viaggio nella Storia. Ci troviamo a Sant'Agata d'Esaro e, come ho spiegato nella premessa, all'interno di questo splendido paese è situata la grotta che noi andremo a visitare. Ma prima, non abbandonando le nostre tradizioni del viaggio nella storia, ci siamo mossi all'interno di Sant'Agata per osservare il più possibile le bellezze racchiuse in questo magnifico territorio. E siamo arrivati al convento di San Francesco da Paola, un santo molto caro a questo paese. Da quello che le fonti ci narrano, moltissimi furono i sant'agatesi che vollero seguire la sua parola anche entrando nell'ordine dei Minimi del 1493. La fondazione di questo convento pare fu predetta dallo stesso santo, che ancora in vita individuò il luogo dove edificare la sua chiesa ai frati seguaci. E così nel 1593 edificarono quello che noi stiamo osservando. All'interno troviamo anche delle reliquie dello stesso santo. Una chiesa dell'antichità che è testimone dell'amore e della fede che il popolo di Sant'Agata ha rivolto per tutto questo tempo al santo proveniente da Paola. Potrei dilungarmi ancora molto sulla storia di questo convento, ma non vorrei spostare la nostra attenzione dal nostro obiettivo principale, quindi proseguiamo per trovarci in un centro all'interno del paese. Ed eccoci dove volevamo arrivare. Ci troviamo in un centro all'interno del paese, dove troveremo diverse riproduzioni di tutti quegli elementi naturali che ritroveremo poi una volta entrati in questa magnifica grotta. Innanzitutto, perché questo nome? Grotta della Monaca. Pare che questo nome deriva da una concrezione di calcite con sembianze umane, racchiusa all'interno della cavità.
Pensate un po', la grotta si presenta con un percorso di circa mezzo chilometro, divisa in 3 ambienti seguendo alcuni criteri. Abbiamo la pregrotta, la sala dei pipistrelli e i cunicoli terminali. Vi mostreremo quanto possibile, inoltrandoci per voi in questi ambienti. In questa grotta sono state avviate numerosissime campagne di scavo da diversi enti come l'Università di Bari e dal Centro regionale di speleologia Enzo De Medici, che hanno raccontato gli usi e la storia dell'uomo in questo sito, ricostruendo le diverse fasi cronologiche della storia. Si parte dal Paleolitico per arrivare sino al Medioevo. Nel Neolitico, ad esempio, troviamo l'attività estrattiva di alcuni minerali presenti all'interno della cavità, perché pare che la Grotta della Monaca contenesse moltissime risorse minerarie. Seguendo la storia, pare che uno dei primi a segnalare questa grotta nei suoi scritti sia stato lo scrittore Vincenzo Padula, che nei suoi elaborati su Sant'Agata appunta alla presenza di più grotte, facendo riferimento proprio alla Grotta della Monaca prima e alla Grotta del Tesauro poi, che sarebbe un'altra grotta situata sul territorio. Nel 1939 fu perlustrata da Enzo dei Medici, dove lasciò alcuni riferimenti della sua esplorazione. Nel 1975 una società svizzera della speleologia continuò ad occuparsi della storia di questa cavità e pare che fu proprio durante la spedizione degli svizzeri che riuscirono a tirar fuori frammenti di vasi di terracotta e varie ossa e denti umani. Elementi certamente caratteristici ed utili alla ricerca per conoscere la storia dell'uomo all'interno di questa grotta. Abbiamo persino notizie di alcuni resti umani rinvenuti nella grotta dunque, già segnalati da Enzo dei Medici però, durante la sua perlustrazione. La maggiore concentrazione di sepolture sono state rinvenute nell'atrio d'accesso, che noi porteremo alla vostra attenzione. Bene, naturalmente, senza dilungarci troppo, saliamo direttamente sul sito per osservare tutto quanto appena spiegato. Stiamo per avventurarci in un sentiero inesplorato per noi del viaggio nella storia. Noi abituati a parlare del mondo classico, abituati a spaziare nei castelli del Medioevo, stiamo per ripercorrere un periodo storico molto importante per la storia dell'uomo. Oggi ho il piacere di rincontrare un'amica che ci accompagnerà in questo lungo viaggio. Ho il piacere di portare alla vostra attenzione uno dei siti più importanti qui che abbiamo in Calabria. Dottoressa Laino, io la ringrazio per averci accolto. Grazie a te. Ci faccia lei strada per mostrare ai nostri amici telespettatori da casa quello che abbiamo deciso di raccontare quest'oggi. Guardate voi che meraviglia qui che possiamo ammirare. Sala dei pipistrelli sono stati trovati i resti di circa 100 individui. Aspetta, quindi si presume che vi erano stanziati proprio popolazioni all'interno e si sa l'uso che... non aveva una esatto. funzione abitativa. Okay. La grotta è stata utilizzata dal Paleolitico fino al Neolitico a fasi alterne come sito per l'estrazione di minerali, quindi era un luogo di lavoro. Non c'erano tracce, non ci sono tracce archeologiche di residenza stanziale. Solo luogo di estrazione. Con l'età del bronzo medio, parliamo di 1500 anni prima di Cristo,
La grotta smette di essere utilizzata come sito di estrazione mineraria e viene utilizzato solo ed esclusivamente come sepolcreto. Bene, cosa ci aspetterà all'interno di questa grotta? Cosa troveremo? La cosa principale è questo viso, Sì. detto la monaca, Sì. è molto particolare, fatta da stalattite, stalagmite e poi la sala dei pipistrelli, che è grande, con una storia molto affascinante. Non perdiamoci in chiacchiere e andiamo! Ebbene, cari amici del viaggio nella storia, stiamo per entrare nella grotta della monaca. Non vi nego che un'emozione accompagnerà il nostro viaggio, perché abbiamo deciso di cambiare e affrontare diversi argomenti della nostra regione, racchiusi qui, delle bellezze storico-archeologiche, perché sì, qui alla grotta della monaca si nasconde anche un periodo, è una fase cronologica, storica e archeologica, come la dottoressa Laino ci ha spiegato poc'anzi. Cercheremo di mostrare il più possibile, scusandomi già da ora per il semplice fatto che nella grotta forse troveremo qualche problema di luce, quindi cercheremo insieme all'operatore qui presente Mario De Rango di portare il più possibile. Attenzione Mario, qua! Sì, che lo vedo. Allora. Guardate voi che meraviglia che ci sta aspettando. Ok, ad aspettarci qui ritroviamo la dottoressa Laino. Dottoressa Laino, innanzitutto che cos'è questo masso? Allora, questo è un minerale di ferro, un idrossido di ferro per la precisione, che ha il nome di ghetite ed è il motivo per cui questa cavità è stata frequentata sin dal Paleolitico, ovvero per l'estrazione di questo minerale e di altri minerali che si trovano più all'interno, ovvero minerali di rame quali la malachite e l'azzurrite. Questo è un sito preistorico ipogeo minerario, cioè una grotta frequentata per l'estrazione di minerali, Okay. ed è una tra le più antiche e meglio conservate d'Europa. Ricordiamo che noi siamo qui per il semplice fatto che principalmente ha avuto delle fasi cronologiche dove la presenza umana è visibile all'interno della grotta. Allora, questo contesto minerario purtroppo, diciamo, per i non addetti ai lavori, Sì. presenta delle tracce che non sono immediatamente visibili. Al suo interno si trovano le tracce della sua frequentazione, soprattutto sui filoni di questo minerale che si trovano all'interno di tutta la cavità, ovvero tracce di estrazione. Parliamo di vere e proprie impronte di scavo lasciate in negativo sul minerale dagli strumenti adoperati dai minatori preistorici per estrarlo, ovvero corni in palco di cervo, scapole di suino, corni di capra, diciamo strumenti realizzati da prodotti di origine animale. Ok, ci faccia estrarre. E finalmente eccoci qui. Stiamo per entrare all'interno della grotta della monaca. Dottoressa Laino, ci dica che cosa sta mostrando. E in questa parte vediamo esserci un'altra sfumatura, diciamo, si vede meglio da questa parte, Sì. in questo caso è rossa.
Si tratta di un altro idrossido di ferro che ha il nome di ematite. In questa grotta, diciamo, la prevalenza sono i minerali di ferro che si trovano per tutta la sua estensione. Questa grotta è lunga circa mezzo chilometro e nei suoi ambienti troviamo con molta frequenza, anzi totalmente, questi tipi di minerali: ghetite, ematite, ma anche altri minerali di ferro che sono anche ad esempio la iuconite. Negli ambienti più interni, dove è più alta l'umidità e lo stillicidio dell'acqua, abbiamo invece i minerali di ferro e di rame, ovvero la malachite e l'azzurrite, che sono stati sempre estratti. Esatto, per l'uomo che aveva bisogno di materiali, questo posto era l'ideale. Di minerali che probabilmente venivano commerciati con altre, diciamo, popolazioni, perché naturalmente per avere una frequentazione così lunga, parliamo dal Paleolitico, quindi 20.000 anni fa, fino al Neolitico, e poi una ripresa mineraria in età post-medievale, diciamo che ci doveva essere un interesse anche economico e commerciale alto nei confronti di questi minerali di cui la grotta è ricolma. Quindi era il motivo principale della frequentazione umana di questa cavità. Continuiamo il nostro viaggio. Sì. Attenzione che mo' è più tattica. I passaggi. Ok. Vai. Sono vuoti. Attenzione Mario. Il nostro viaggio sta continuando. Dove ci troviamo ora? Allora, per adesso abbiamo esplorato il primo settore della grotta, che si prende il nome di pregrotta. Qui ci troviamo al diaframma. Questo cancello naturalmente l'abbiamo messo noi per proteggere il deposito interno, il deposito archeologico molto prezioso. E da questo, il diaframma sarebbe questo restringimento della condotta iniziale. Dopo questo restringimento si entra, dopo pochissimi metri, nella sala dei pipistrelli. È una delle camere ipogee più grandi della Calabria, della provincia di Cosenza, perché misura 60 metri per 30 nelle sue, diciamo, nei suoi punti di massima espansione. E al suo interno si trova il sepolcreto dell'età del bronzo e altre evidenze collegate con il mondo minerario, e naturalmente la monaca, che sarebbe altro non è che una concrezione che abbiamo visto già al museo, al centro visita, dalle sembianze antropomorfe, nota dalle fonti letterarie già dal 1800, colei che dà il nome appunto a questa cavità. Facendo attenzione ci muoviamo all'interno della grotta. Ringrazio ancora una volta la guida Carmine che ci ha portati lì dove volevamo arrivare. Vorrei farvi immergere in questa realtà, una realtà stupenda, cari amici calabresi, da difendere, da valorizzare e soprattutto da conoscere. Ed eccola qui, impressa nel silenzio di questa cavità, il viso della monaca. È emozionante pensare che quest'opera è ferma qui da diversi secoli. Quanti avvenimenti sono accaduti, quante persone sono passate da qui. Dovrebbe e potrebbe insegnarci veramente tanto. Ringrazio l'amica e la dottoressa Laino e il signor Carmine Gallo che ci ha accolto e attraverso la sua disponibilità e la loro professionalità ci hanno accompagnati in questo stupendo viaggio all'interno di una delle bellezze che conserviamo qui nella nostra regione. Ringrazio anche l'amministrazione comunale che ci ha permesso di portare le nostre telecamere all'interno di questo magnifico paese. Io vi ringrazio per avermi seguito e vi do appuntamento al prossimo viaggio nella storia, sempre qui su Tele Europa Network.